Prepariamo oggi la panara tradizionale sarda. In questo caso utilizzeremo la versione della mia amica Lisa, quindi troverete in descrizione sia l'elenco degli ingredienti che stiamo utilizzando, sia il link al suo blog, così potete vedere anche tutte le altre belle ricette che lei ci propone. Per iniziare prepareremo la pasta con della semola. Questa è una semola derimacinata, ce ne vorranno 500 grammi. Mi raccomando, setacciatela e controllatela che sia bella pulita e fresca. Poi ci serviranno 8 grammi di sale, circa 55 grammi di strutto e 240 grammi di acqua. Inizieremo lavorando dapprima la semola con l'acqua, con metà dell'acqua e il sale, e poi pian piano continueremo ad aggiungere l'acqua e lo strutto e impasteremo per bene fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo che poi andremo a far riposare per circa mezz'ora. Iniziamo mescolando un pochino e reggendo la farina. Aggiungiamo circa metà dell'acqua e cominciamo l'impasto. Continuiamo così aggiungendo pian piano tutta l'acqua e poi in ultimo aggiungeremo lo strutto. Continuate a lavorare così per bene finché il panetto prenderà la consistenza che vi ho detto, liscio e omogeneo. Questa è la consistenza che dovete ottenere, guardate, elastica e morbida. Adesso la lasceremo avvolta con della pellicola a riposare per circa mezz'ora e quindi occupiamoci del ripieno. Iniziamo a procurare una teglia. Io in questo caso utilizzerò una tortiera del diametro di circa 24-26 cm, va benissimo. E questa quindi la mettiamo da parte, poi la foderemo di carta forno però. Per quanto riguarda il ripieno, qua abbiamo 600 g di patate tagliate a tocchetti e cercate di fare tutti delle forme di questa dimensione, quindi non esagerate, devono essere praticamente tutte uguali, vedete? All'incirca della stessa dimensione, in modo che la cottura sia omogenea. Per il condimento della carne utilizzeremo 4 o 5 pomodorini secchi, questi non sono tanto grandi, poi 2 spicchi d'aglio e del prezzemolo fresco. Andiamo quindi a tagliare tutto per bene. Ora scoliamo l'acqua, aggiungiamo la nostra carne in questo recipiente. La carne chiaramente l'avrete lavata prima. Questa è carne di agnello, diciamo circa 800 grammi. Aggiungiamo il condimento, quindi l'aglio, il pomodoro secco, il prezzemolo, un filo d'olio e quindi diamo una bella rimestata in modo che tutto il condimento sia a contatto con ogni ingrediente. Così, perché poi aggiungeremo anche dello strutto in cottura. Amalgamate per bene e poi ci dedicheremo nuovamente alla nostra pasta che ha riposato. Riprendiamo la pasta che divideremo un terzo per la parte superiore per la chiusura e i 2/3 invece per la parte del fondo e cominciamo quindi a stenderla con uno spessore di circa mezzo centimetro. Questo è il ripieno tradizionale della panara di agnello e patate, prezzemolo, agnello, aglio, pomodoro secco. Amalgamato per bene e lasciato così riposare con un filo d'olio extravergine per circa 10-15 minuti. Ecco la nostra sfoglia, andiamo a depositarla quindi sulla nostra teglia. Prendi l'altro cappio. Sì. Sistemiamola bene all'interno. Questo è quello che dovete ottenere perché poi un po' di bordo ci servirà per fare il cordoncino e chiudere con il coperchio. Quindi andiamo a depositare il nostro ripieno all'interno e intanto stiamo anche stendendo la parte per chiudere. Ecco il nostro ripieno inserito all'interno. Qua aggiungeremo adesso anche una nocciolina di strutto, si fa da tradizione. Ecco aggiunto un cucchiaino di strutto al centro. E intanto stiamo continuando a tirare la nostra sfoglia superiore. Posizioniamo la nostra sfoglia e quindi andiamo a chiudere formando un cordoncino in questo modo. Dobbiamo ripiegare all'interno e schiacciare. E così
per tutta la lunghezza. Ora chiaramente la chiusura che realizziamo qui in casa non è paragonabile a quella artistica che viene realizzata nel paese di origine, ma ci abbiamo provato e comunque se volete guardate qualche tutorial specifico di qualche professionista e sicuramente vi verrà più carino. Il risultato è comunque molto apprezzabile e quindi andiamo in forno, 175 gradi, calore dal basso e ventilato, per circa un'ora e mezza. Ed ecco la nostra panada appena uscita dal forno. L'ho fatta cuocere qualche minuto in più, quindi diciamo un'ora e 40 circa come cottura. Adesso la lasciamo così riposare un pochino e poi andremo a scoperchiarla e vedere l'interno. Ecco la panada appena sfornata, appena estratta dallo stampo. Guardate che carina che è. Ha veramente un bel aspetto. Andiamo quindi a scoperchiarla. E voilà, guardate che meraviglia. Ed ecco a voi la panara sarda. Buon appetito.